c'è la disponibilità massima del governo a intervenire. Del resto ha dato risposte immediate, l'evento è dell'8 luglio, il 16 luglio il Presidente della Regione ha chiesto lo stato di emergenza, il 17 luglio il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, ha messo i primi 2 milioni di euro ed ha fatto approvare a Senato e a Camera un emendamento per l'allentamento del patto stabilità dei 3 comuni Dolo, Mira e Pianiga. Questi sono risultati concreti e un segnale che c'è una grande disponibilità da parte di tutti a lavorare per la ricostruzione. È stata la mozione approvata dalla Camera dei Deputati mercoledì, ci vuole, proprio per quello che è successo, un tornado che oltre che aver fatto una vittima ha provocato una stima di danni intorno ai 91 milioni, ci vuole un grande lavoro di squadra da parte di tutti gli enti, il governo, la regione, i comuni, tutte le persone che vogliono bene alla Riviera del Brenta e vogliono ricostruire nel più breve tempo possibile le case, le abitazioni, riparare i danni delle attività produttive e le splendide ville che ci sono nella nostra Riviera del Brenta. Quindi un lavoro che deve costringerci tutti a rimboccarci le maniche, non fare polemiche, ma aiutare le persone. Il percorso è ancora lungo e adesso inizierà a breve la fase della ricostruzione, quindi è necessaria coesione istituzionale, chiarezza nei criteri e nelle procedure per mettere a disposizione dei cittadini privati che hanno avuto danni le risorse, fare in modo che ci sia una equità tra i comuni colpiti appunto dal tornado e i cittadini siano trattati tutti alla stessa maniera. Fare in modo che per la fase di ricostruzione arrivino ulteriori risorse, perché dei 91 milioni che è la stima fatta inizialmente dei danni è chiaro che arriverà una percentuale intorno al 10-15%. Tutto il resto è da trovare, quindi c'è bisogno politicamente e trasversalmente che ci sia coesione sia a livello regionale per trovare ulteriori risorse, sia a livello di finanziaria nazionale.